Buonasera a tutti, siamo qui in diretta come di consueto il martedì e il venerdì e sono qui per voi con le Sibile, le nostre chiacchierine, le nostre amiche. Ciao Anna, buonasera, ben ritrovata. Bene, siamo qui. Stasera non c'è domanda a tema, dunque potete rivolgermi la domanda che preferite. Ormai San Valentino è alle spalle, aspettiamo l'anno prossimo. Allora, buonasera Claudia, buonasera Antonio, buonasera Grazia. Cari amici, siamo di nuovo qui. Intanto che aspettiamo che ci si raduni in un piccolo gruppetto di persone, vi ricordo che tutti i martedì e tutti i venerdì ci troviamo qui su questo canale tra le 20:30 e le 21. Ciao Samantha. Durante questa mezz'ora vi metto a disposizione le Sibille per una domanda gratuita e dunque potete, ciao Tizi, potete scegliere se chiamare in diretta al 347 8702 622 oppure scrivere, e magari se non volete essere sentiti, probabilmente non siete da soli, potrete comunque scrivermi nella chat dal vivo. Vi ricordo inoltre, ciao Francesca, Nico, buonasera. Vi ricordo inoltre che se ancora non l'avete fatto, c'è il canale YouTube del Marietto Veneziano che aspetta le vostre iscrizioni, anche il mio canale ovviamente. Ne siamo sempre a disposizione comunque a diffondere la materia dell'esoterismo e vediamo, c'è già. Allora Giuseppe, io non rispondo volentieri alle domande sulla salute perché ovviamente richiedono un'attenzione più, cioè sono più delicate chiaramente, dunque fare una cosa così che in fin dei conti rispondo a una domanda senza sapere nulla di voi, soltanto il vostro nome e la vostra data, dunque cercate di capire anche che per qualcosa di serio, visto che la salute è una cosa seria, sarebbe meglio magari fare consulti privati e anche di altro genere, non solo delle stese. Comunque, vi ricordo che per farmi la domanda ho bisogno del vostro nome, non mi interessa il cognome, basta il nome e la data di nascita e ovviamente la domanda precisa. Ok? Bene, vediamo chi è il primo che fa la domanda nel modo giusto. Intanto saluto Francesca. Ehi Francesca, oh, 17 agosto 78, brava, se sono 4 volte dovresti sapere che la data è importante, va bene, l'hai scritta. Vediamo novità in amore per Francesca. Intanto saluto gli altri amici che si sono uniti, che ci hanno raggiunto, Tiziana, Vincenza, Perla. Allora. Francesca, novità in amore. Vediamo il taglio. C'è un qualche bugiardino intorno a te. Vediamo se riesco a fare un po' di spazio in più. Allora, Francesca, non subito, ok? Anche perché io vedo che nel tuo passato recente
c'è stata una grande trasformazione, un grande cambiamento, qualcosa che comunque ti ha messo alla prova, qualcosa che ti ha dato delle preoccupazioni, in alcuni momenti erano più grandi di quanto fosse in realtà la cosa o la cosa che stavi vivendo, ma è chiaro che sei venuta fuori da un periodo di stallo abbastanza importante e al momento sei in attesa, c'è qualcosa, qualcuno con cui ti scrivi, c'è qualche cosina, lo vedo, però niente di che per ora, non c'è sostanza ancora e ti devo dire che nel prossimo periodo nemmeno. Dovrai avere un po' di pazienza perché c'è da aspettare un paio di mesetti. È possibile che la persona che andrai, diciamo così, con la quale ti avvicinerai di più, e dove vedo particolare slancio e particolare intimità, può essere una vecchia conoscenza. Non è necessariamente detto che sia roba nuova, non è un ritorno, ma è qualcuno che probabilmente conosci già. Il problema di questa situazione è che probabilmente ci sarà di mezzo o la distanza o qualche altra persona che un pochettino creerà qualche ostacolo. Comunque, qualche novità dovresti andarla a vivere nei prossimi mesi, che poi, ripeto, dovrebbe essere un uomo che già conosci. Allora, vediamo il prossimo, o la prossima. Anna, vorrei sapere se percepirò un minimo di pensione da parte dell'ASL a causa di un mio problema di salute. 7 luglio 1981. Ok, dunque avrai fatto una domanda di invalidità o qualcosa del genere, se non sbaglio, e stai attendendo un esito. Vediamo cosa ti diranno. O se sei intenzionata a farlo, magari vuoi sapere come andrà. Vediamo un pochino. 7 luglio 81. Anna. Vediamo un po'. Beh, sai, il taglio è già molto incoraggiante. Allora, Anna, devo dire che secondo me nel passato ci hai pensato un po' su, prima di lanciarti a chiedere o a informarti. Vedo però che è stato un po' un colpo di fortuna, forse qualcuno ti ha indirizzato e ti ha suggerito e questa cosa comunque perderai ancora un po' di tempo, non è una cosa immediata, però vedo che va in porto. Sarà un minimo, è proprio, però è possibile, sì, infatti pure avanti, cioè vedo che in fondo mi sembra che tu già ti sia fatta avanti in realtà, da quello che riesco a capire, o comunque lo farai proprio nel prossimo futuro, è a stretto giro, solo che la risposta non arriverà subito subito, ci vorrà un pochino, però se avrai pazienza probabilmente ti aiuterà qualcuno di qualche ufficio, ti darà i suggerimenti giusti e vedrai che qualcosina, non sarà niente di eclatante, però ehm, devi farti avanti, queste carte incoraggiano a farti avanti, ok? Bene, passiamo alla prossima domanda. Allora, Tizi, Tizi mi hai messo la data, Tiziano, 18 giugno 75, ma la domanda qual è? Guardi me in seguito Ilde. Ma la domanda, cosa devo guardare? Senza un punto di, una chiave di lettura? Allora, intanto Tiziano, scrivimi bene la domanda,
io rispondo a Tiziana, che subito dopo di te ha scritto, ma appena trovo la tua domanda rispondo a te, ok? Dunque non attardarti, anzi sbrigati. Allora, Tiziana, vorrei sapere se il locale dove lavoro verrà venduto o dato in gestione a terzi. 25 febbraio 69. Vi ricordo che se vi fa piacere potete parlarmi in diretta chiamandomi al numero 347 8702 622. Il telefono è qua vicino, perciò se vorrete potrete anche farmi la telefonata, ovviamente entro le 21 per la sesa gratuita. Ah, una cosa che ci tengo a dirvi. Io metto a vostra disposizione, lo sapete, 2 volte a settimana questa mezz'ora di tempo. Se mi contattate in privato, sappiate che nei canali privati io ci lavoro, dunque non mi fate domande. Per me purtroppo, che ho poco tempo da dividere nelle tante mansioni, mettermi a leggere delle cose di qui, di là, e i salutini di qui e le cose di là. Io vi voglio bene tutti, ma non posso perdere tempo nelle cose private, nelle chat, nei WhatsApp. Ho bisogno che mi contattate in quei canali solo se volete delle consulenze, perché altrimenti diventa difficile per me. Qua potete scrivermi se avete dei dubbi, delle domande, magari in seguito a qualche video, scrivetemi nei commenti dei video, io rispondo sempre a tutti. Chi lo ha scritto, mi ha commentato i video lo sa che rispondo se c'è qualche domanda, dunque usate questi canali. I canali privati sono per le consulenze, ok amici? Dunque, tornando alla domanda di Tiziana, vediamo se questo benedetto locale viene venduto o dato in gestione. Allora, gran signore, vecchia signora, dunque sembrerebbe una trattativa fra due persone, un uomo e una donna. Vediamo di che natura. Comunque non è una cosa immediata, Non vedo una cosa subito. C'è stata forse un'offerta, un interessamento, c'è stato, e anzi nell'immediato ci sarà un incontro, ma non subito, probabilmente e si tratta di un accordo economico che non viene raggiunto immediatamente, c'è comunque il pensiero, faranno qualche trattativa, penso più penso che verrà venduto più che ceduto in gestione, da quello che vedo, forse si tratta di una vendita. Comunque non è una cosa subito, ed è possibile che ci vorrà molto tempo perché credo che sia qualcosa di fermo dal punto di vista economico. Ehm, Comunque l'importo è un importo importante e la persona interessata non avrà subito la disponibilità, perciò non ti devi preoccupare comunque di una cosa adesso perché non è una cosa di adesso. Ok, Claudia, vediamo se intanto Tizi non ha scritto, dunque probabilmente si è allontanato temporaneamente, perciò quando vedrà che deve scrivermi la domanda, perché non mi ha scritto la domanda, gli risponderò. Adesso vado a Claudia, 11 giugno 72, di 19 aprile 72 si sposeranno. Allora, chiaramente se la cosa non è nell'arco dei 6 mesi, è possibile che la risposta sia negativa, perché comunque non mi spingo oltre i 6 mesi, resto sempre in quell'ambito lì. Perciò non significa però
che se no in questa stesa sia un no definitivo. Questo deve essere chiaro, okay, perché con le sibille, io preferisco non andare oltre previsioni, dell'arco di 6 mesi, ecco. Perciò provo a vedere se c'è questa cosa che chiedi tu in questi 6 mesi. Allora, intanto vedo, ci deve essere stato qualche fraintendimento, qualcosa, vedo un dispiacere dovuto a qualche notizia non positiva. Allora guarda, diciamo che è una situazione. Vedi, non so se vedi la prima linea, però c'è, una persona, qualcuno che è triste, che comunque, pensa proprio a come uscire da da questa fase, ma non è una fase adesso, e stiamo parlando del passato recente. Ed è una relazione, vedi il ladro con la donna del cuore, è sempre, quando è così, è sempre un qualcosa non alla luce del sole. In genere quando esce questa accoppiata, o comunque quando esce il ladro, è sempre un qualcuno che si intrufola, un terzo incomodo, oppure una situazione dove c'è già un rapporto da qualche parte e, ehm, si fonda, diciamo, una relazione che si fonda su un tradimento, okay, dunque qualcuno che si è insinuato. E infatti ci sono delle afflizioni, delle preoccupazioni, probabilmente non è una cosa che, è vissuta in modo libero. Al momento vedo che c'è qualcosa qua, un po' di maretta, però andrà tutto bene perché vedo che la cosa si risolve, vedo che c'è un sentimento, anche se vedi, prigione è questa, se fosse stata da sola questa carta qua t'avrei detto sì, sicuramente. In questo momento c'è un blocco ed è un blocco legato a qualche cosa di vecchio, okay, però non devi, demordere o rassegnarti perché le carte sono positive, solo che c'è da superare qualche fase un po' così, così, un po' incerta e altalenante, okay? Non ti preoccupare, non è dunque in questi 6 mesi, però andate bene da quello che vedo, okay? Bene, andiamo oltre, vediamo la prossima domanda. Vincenza, 4472. Voglio sapere se la cura che farò per la C. Allora, sempre ripeto, io con le domande di salute fatte così, mh, visto che è una domanda molto precisa e non devo star lì, ti dirò cosa vedo come potenziale in questo momento nelle sibille e cercherò di darti un indizio, un qualcosa, però io con le questioni di salute, no, preferisco non esprimermi perché la salute non si affida al caso ma ai medici. Sappiate che anche se si può intervenire da un punto di vista occulto per correggere gli squilibri vibrazionali, non possiamo, e sapete bene in che stato viviamo, prenderci alcuna responsabilità in questa direzione e dunque io, sapete, vi do le risposte e tutto, ma poi non mi venite a chiedere niente, cioè non venite a dire niente, perché non sono un medico, eh. Allora, Vincenza, vediamo. Vediamo un pochettino. Allora, il taglio è favorevole. Beh, guarda, magari non completamente, però si andrà a ridurre, perché vedo comunque
in questo momento hai qualche pensiero dovuto a questa cosa qua e sei in contatto con qualcuno che ti ha dato delle buone possibilità. Sicuramente incontrerai nel prossimo futuro, vedo conversazione e riunione e lettera, dunque verrai chiamata, probabilmente organizzerai una visita o l'inizio appunto di una terapia, di una cura. Mi dice di avere costanza, anche se non è che subito, perché questa carta qua non è bella, è una carta che è sempre un po' lascia desiderare, soprattutto perché sembra essere un qualcosa di persistente questa ciste qua. Però devi avere costanza. Forse dovrai viaggiare per risolvere sta cosa, non la vedo una cosa vicino. Ti dovrai spostare. Comunque qualche esito dovrebbe averlo, non totalmente positivo, ma un miglioramento dovresti averlo con questa cura. Allora, andiamo avanti. Giada, 25 dicembre 76, cambiamenti in ufficio per me? Vediamo. 25 dicembre 76. Vediamo il taglio. Beh, sicuramente qualche notizia è nell'aria. Allora, Giada, allora la situazione parte con non proprio benissimo, una prima linea un po' così così. Forse in ufficio hai qualche pensiero, qualche preoccupazione, forse in particolare c'è qualcuno che ti turba per i suoi modi di fare opportunistici, per la falsità ehm, che ha nei suoi atteggiamenti, al punto che ti senti tu nel posto sbagliato. Forse è proprio solo questo che ti fa desiderare, magari un qualche cambiamento. Cioè, se da una parte lo temi, dall'altra in fondo una parte di te, ehm, gli piacerebbe, perché è un po' una sfida che vai ad accettare, questa cosa in fondo ti piace e la stanza comunque promette sempre bene, dunque, diciamo che le premesse più o meno sono queste. Vedo la possibilità di un nuovo inizio, perché vedi, allegria, il bambino, l'amica e il mercante ci chiarisce bene che la posizione, che questo inizio riguarda proprio l'ambito lavorativo, perché il mercante non è soltanto una figura persona, può essere anche una lama che indica l'ambiente o la circostanza della lettura e in genere riguarda le questioni lavorative. Dunque è possibile appunto che ci sia un nuovo inizio che non è male, lo vedo bello, cioè in fondo probabilmente ti darà anche un po' un piacere, no, questa notizia o questa possibilità. Però non nasconde delle insidie questa cosa, perciò, non so se poi andrà veramente in porto, se ci sarà davvero un cambiamento. Non subito probabilmente, dopo sì, però potrebbe investire anche l'aspetto economico, non del tutto positivamente, anche se l'esito finale è positivo, però il cambiamento subito non sarà
dei migliori, devi dargli un po' di tempo per vederne il potenziale. Vediamo la prossima domanda. Eleonora. Ah, Tiziano che finalmente ha scritto, volevo sapere se trovo un nuovo rapporto affettivo. Allora rispondo a Tiziano perché in realtà è stato uno dei primi a scrivere, però si vede che si era allontanato. Allora Tiziano, vado a rileggermi la tua data. 18 giugno 75, vediamo un po' se arriva questo nuovo rapporto affettivo. Ci pensi da un po', questo pensiero comincia a diventare fonte di tristezza. Allora, ho la sensazione che ti piaccia una persona, che ci sia già una persona di tuo interesse e che questa persona però sia già impegnata. Dunque non è una cosa semplicissima, non è una cosa tanto, anche se è stato un incontro molto bello, molto emozionante, quasi un colpo di fortuna, per non dire un colpo di fulmine, non voglio slanciarmi così tanto, però insomma la cosa ti ha coinvolto un po'. E in fondo sei un po' in attesa, come se stessi cercando di capire se c'è una possibilità con questa persona o sei rimasto agganciato a un qualcuno del tuo passato recente. Ad ogni modo, la possibilità che ci sia qualcosa di nuovo in arrivo c'è, però non vedo, cioè c'è parte magari bene sul piano dell'intesa, però poi vedo un fermo, un blocco, come se in fondo ehm, non sentirai con qualcuno che dovrà arrivare nel prossimo periodo, non sentirai che sia veramente la persona giusta, no? Subito, è come se ti bloccassi. Però attenzione perché questa carta ci fa pensare che comunque un coinvolgimento nascerà. Ora, non credo che sia una cosa che durerà, però per quanto possa durare, sarà comunque qualcosa di positivo. Poi probabilmente verrà chiusa questa cosa. Comunque diciamo che nell'arco dei prossimi 6 mesi dovresti riuscire a vivere un qualcosa, diciamo non è la donna della tua vita quella che vedo nei prossimi 6 mesi, però insomma non ti vedo da solo. Bene, allora, zitti e buoni, si son fatte le 9. Io direi che per questa sera vi ringrazio della vostra compagnia, spero di avervi tenuto anch'io compagnia. E intanto saluto gli altri amici che si sono aggiunti. Nel frattempo, Eleonora, ti risponderò se tornerai a collegarti venerdì sera, così come tutte le altre persone che mi hanno posto la domanda, ma che purtroppo per questioni di tempo non riesco a soddisfare. Però se vorrete potremmo sentirci venerdì sera, sempre tra le 20:30 e le 21. Se invece volete un consulto privato, potete contattarmi al numero che ho già menzionato prima, ma che vi ripeto, 347 8702 622. Sappiate che un consulto con me dura 1 ora e ha un costo di 20 €, dunque siete avvisati, sapete benissimo. Ci vediamo dunque venerdì sera, vi aspetto come sempre qui su questo canale, mi raccomando, vi ricordo che se ancora non l'avete fatto potete iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Io saluto intanto Vincenza, Claudia, Giada, Eleonora, Tiziana, Eva,
e Marietto, Lidia, Adriana, Tizi, e tutti gli amici che ho sentito stasera, Anna, Francesca, e Vincenza, Claudia, Tiziana, insomma tutti quanti. Vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia, grazie di cuore, noi ci ritroviamo dunque venerdì sempre alle 20:30. Per il momento vi saluto e a presto dalla vostra Hilde.